ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura una tragedia che nei giorni scorsi ha colpito la comunità di Donna Lucata nel Ragusano, dove un giovane di appena 16 anni si sarebbe tolto la vita. L'insano gesto, di cui si sconoscono le ragioni, sarebbe avvenuto nella serata scorsa, quando il minore sarebbe stato trovato morto. A nulla è valso infatti l'intervento dei sanitari del 118 sul posto. Sul luogo della vicenda sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Si conclude con 90 condanne e 11 assoluzioni il maxi processo dell'operazione Nebrodi, legata a una truffa milionaria all'Unione Europea. Sono stati coinvolti 101 imputati accusati di associazione mafiosa, truffa, falso, estorsione e trasferimento fraudolento di beni. Le condanne più dure sono state emanate nei confronti di Salvatore Faranda, condannato a 30 anni, Sebastiano Biondino Bontempo, 25 anni e 7 mesi, e Sebastiano Belloccio Conti Mica, 23 anni e 6 mesi. Eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 58 anni gravemente indiziato del reato di omicidio aggravato nei confronti di Enzo Sauna. I gravi fatti di sangue risalgono a venerdì sera, quando la vittima è stata attinta da diversi colpi di arma da taglio da parte di un soggetto, morendo qualche ora dopo all'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove era stato trasportato in codice rosso. Il presunto autore dell'omicidio è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa. È morto invece in ospedale dopo giorni di agonia Vincenzo Duscio, di 86 anni. L'uomo era stato investito da un'auto lungo viale Ercole dopo essere fuggito dal nosocomio palermitano, dove si trovava ricoverato per alcuni accertamenti. L'automobilista coinvolto nel sinistro è stato iscritto nel registro degli indagati. Sotto shock i familiari della vittima. In queste ore si deciderà se sul cadavere dell'86enne sarà eseguita l'autopsia. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.